A 12 ore dal ciclone mediterraneo Helios che ha portato via di tutto nella Sicilia orientale, il peggio sembra essere passato. Ci sarà qualche strascico sulla punta meridionale della Sicilia a Linosa, il ciclone si sta spostando adesso verso la Libia e la Tunisia. È l'ingegnere Salvo Cocina, capo della Protezione Civile regionale, che ha coordinato la situazione ed ha gestito la macchina dei soccorsi ad affermarlo. Abbiamo avuto un evento piuttosto severo, il ciclone mediterraneo Helios, i cui effetti si stanno allentando in queste ore e dovrebbero cessare. Nel complesso, dichiara Cocina, l'eccezionale ondata di maltempo abbattutasi sulla Sicilia che ha fatto sì danni, ma senza ripercussioni catastrofiche sulla popolazione. Avevamo dato l'allarme il 7 pomeriggio e non ci sono state conseguenze per le persone. Adesso si potranno contare i danni effettivi, dovranno farlo i comuni e speriamo lo facciano celermente. La parte sudorientale è quella più interessata sul fronte del dissesto idrogeologico. Il settore ionico e messinese è stato invece quello colpito da forti mareggiate. La provincia catanese a sud, quella coinvolta soprattutto dalle esondazioni dei fiumi. Non mi stancherò di ripetere, dice Cocina, che servono opere preventive e massicci investimenti. Siamo riusciti a coinvolgere quanti più operatori possibili, dai sindaci agli assessori ai comandanti dei vigili urbani, e poi il volontariato, che è il braccio operativo della protezione civile. In 1000 si sono mobilitati con 500 mezzi. Facendo squadra si vince. È chiaro che si può fare sempre di più, la neve non è un evento così straordinario, va migliorato lo spazzamento per la neve, va potenziata la dotazione di uomini e mezzi nei comuni, le risorse economiche sono sempre insufficienti. Ci siamo riusciti, conclude Cocina, grazie alla forestale, alla finanza, ai carabinieri, alla Polstrada, diciamo a tutte le forze dell'ordine, ognuno con la sua specializzazione.